Terrapieno di Barcola, che hanno fatto le cose e sembra che non sia dai carotaggi, la situazione non è così drammatica, si temeva la situazione. non è così drammatica, per cui vediamo di sistemare il tutto. Perché non ha mai detto niente su Di Finizio? Perché secondo la mia opinione, se lui è andato 2 volte sulla cupola del Vaticano, Sì. È stato 80 giorni con Cosolini, adesso 30 giorni. Se lui avesse messo tutte queste energie avrebbe 5 locali a Trieste. Cioè, però Sindaco, lui dice che vi siete trovati, che lei ha fatto delle promesse, delle opportunità. Il sindaco non può fare promesse. Mi ha chiamato Zoccano, il vice ministro, sì. Io l'ho ricevuto, l'ho messo in macchina, come gli ho detto, lì c'è un'area, lì c'è la terrazza, scusami, del Salone degli Incanti, c'è il bar di San Giusto a 500 euro al mese, ci sono queste realtà. Ma il sindaco non può mica promettere di cose sue, il sindaco. Ma cosa volete, che vado in galera per Di Finizio? Che cosa avrebbe dovuto fare Di Finizio? Perché lui dice, il sindaco mi ha detto quella cosa, poi non l'ha fatta. Ma quello che dice lui... Vabbè, è chiaro, non abbiamo sentito mai la sua opinione. Perché poi ti dirò una cosa, caro. Se tutte le persone che hanno avuto problemi a Trieste o in Italia, quanti Ursus dovremmo avere se ogni persona che ha problemi si incatena una cosa eccetera? Sì, nella vita, l'ultima cosa, poi non parlo più di Finizio, bisogna affrontare la vita, con i problemi della vita. Lui non li ha affrontati, lui è convinto perché ha preso 180.000 euro da un'assicurazione, perché si era incatenato lì. Allora lui pensa che sforzando il tutto prenderà i soldi. In più adesso ha fatto 250.000 euro di causa al comune, per cui io non parlo più con lui. Hai fatto la causa. 250.000 certo, se la vinci, la vinci, e se la perdi, l'hai persa. Dopo, sotto il punto di vista umano, ovviamente mi dispiace. Ricordo anche che quando gli hanno bruciato il locale, i primi 100 euro della coletta li ha messi il sottoscritto. Tu non eri ancora a Trieste, te navigavi ancora per le isole. No, quindi di fatto lei ha mostrato alcune ipotesi o possibilità sulle quali avrebbe dovuto agire lui, sì, questo intende? Un sindaco, l'unica cosa che può fare è mettere in gara una cosa, non è mica che il sindaco di Trieste può dirti prendi questo o prendi quest'altro, posso indirizzarti però se tu hai le risorse per fare. Bene, questa quindi è legato ai 5 milioni della zona di... Questo invece è il progetto che